Ecco, io concluderei questa introduzione lasciando la parola al senatore Laura Puppato per così il suo commento su questa serata. Sì, innanzitutto anche da parte mia davvero grazie al professor Martini che si è reso disponibile. Oggi pomeriggio abbiamo avuto un incontro con i sindaci della Pedemontana perché ritengo che la politica debba fare di tutto per avvicinarsi il più possibile. La politica romana non è lontana, deve essere percepita come una politica che è capace di ascolto, che è capace di interpretare le necessità locali e di dare risposte. E siamo qui stasera anche per questo, perché, come è stato molto ben detto peraltro anche dal dottor Montagnini, obiettivamente il nostro territorio ha patito, come dire, un'esplosione, vorrei dire un'implosione, che è un'implosione, lo diceva bene prima Mauro, sindaco di Asolo, che è stata un'implosione di fiducia, perché tante persone, io stessa, piccolissima risparmiatrice, avevo messo pochi soldi, per fortuna non tutti, ma insomma certamente una quota importante per il mio risparmio in Veneto Banca. E l'avevo fatto perché anche come sindaca, insomma, andavo sempre alle assemblee e mi dicevano, ma insomma sindaco, come posso infilarsi ai cittadini del Monteverona se io non metto qua qualche scala, l'ho fatto sul Bruzzo, l'ho messo lì. Ed era così, no? Funzionava così, però è chiaro che io non posso andare a dire a loro di non sapere che cosa volesse dire, visto che ero promotore finanziario, che cosa volesse dire acquistare azioni non immediatamente rivendibili dal punto di vista del mercato azionario. Però mai avrei immaginato, esattamente come tutti gli altri, che nonostante il vociare negativo ci si avventurasse in un tale deserto, insomma, di fatto azzeramento o quasi dei risultati dei risparmi di tante persone. Poi va detto, insomma, qui c'è la magistratura indagherà, che è evidente anche che ci sono state raccolte fatte in un certo modo che si giustificano perché la legge in qualche modo non mette ignoranza, ma certamente ci sono state delle raccolte che sono state portate avanti in modo fraudolento, lo possiamo dichiarare tranquillamente, al punto che Veneto Banca, questa è la differenza sostanziale, ho cercato oggi di inquadrare al professor Martini anche le differenze tra i comportamenti delle due istituzioni, Veneto Banca appunto e la Banca Popolare di Vicenza, perché se vogliamo trovare una bella, importante differenza tra queste due banche al momento, c'è da dire che la prima, Banca Popolare di Vicenza, anche per la composizione azionaria, che non è stata irrilevante nelle decisioni assunte nel corso degli ultimi consigli di amministrazione, ha deciso di non procedere con l'azione di responsabilità, di non formare quel fondo di solidarietà nei confronti delle vittime evidentemente incapienti e inconsapevoli, va bene? E dall'altra la Veneto Banca che in qualche modo ha voluto procedere con, anche per la richiesta dei soci che c'è stata praticamente unanime, con l'azione di responsabilità nei confronti degli eventuali responsabili e con il fondo di solidarietà. Ma detto questo, sì, nel senso che non è stato ancora attivato l'azione di responsabilità, però c'è stato un cambio di consiglio di amministrazione e l'intenzione dell'attuale consiglio di amministrazione, stasera doveva esserci anche il vicepresidente, il dottor Schiavoni, che per ragioni personali non è riuscito a venire, ma ci siamo appunto sentiti perché mi sarebbe piaciuto che fosse anche presente stasera a rappresentare in qualche modo proprio in corso d'opera ciò che sta accadendo dentro la banca dopo pochi giorni praticamente dall'avvio della nuova dirigenza. Al di là di questo, io ho ritenuto, e chiudo subito perché credo che la serata debba essere incentrata sull'intervento del professor Martini, ma soprattutto sulle domande. Ho ovviamente precisato al professor Martini che diciamo da lontano riusciva a capire naturalmente fino a un certo punto, no, la tensione e il malessere per quanto obiettivamente valutabile dal punto di vista economico, ma dal punto di vista diciamo delle responsabilità voleva meglio comprendere dove si ritiene possano essere risultati opachi alcuni passaggi normativi, legislativi, o possano risultare
non del tutto chiari, quindi sia utile una serata di approfondimento di questa natura. La politica non deve mai nascondersi, deve chiarire, deve dimostrare, deve rappresentare le ragioni per cui si sono fatti alcuni passi, se si potevano per esempio dilazionare, se si potevano anticipare, se sono stati fatti degli errori nel corso di questi anni, se tutte queste cose certamente non riportano in vita, per così dire, immediatamente i capitali che sono spariti, ma ci permettono di avere quella competenza, quella conoscenza, di guardare le istituzioni con gli occhi, come dire, dell'onestà, insomma, e della trasparenza, di andare a capire che cosa è avvenuto, che cosa doveva avvenire o poteva avvenire di diverso, se poteva avvenire di diverso rispetto a ciò che è stato. E chiudo, se mi permettete, con un riferimento esplicito a ciò che diceva il Presidente Boschi, che ha perfettamente ragione. Qualcuno non può pensare che il mercato finanziario italiano, che tra l'altro vede una borsa decisamente stitica, parliamoci chiaro che questo è uno dei gravi problemi che ha l'Italia dal punto di vista della stabilità del mercato finanziario, che la borsa di Milano è decisamente povera, molto più povera di quello che il PIL italiano e la componente aziendale industriale italiana, seconda manifattura d'Europa, no? Dovrebbe avere. Quindi c'è questa componente di debolezza, va bene? Non a caso è nato Atlante, lo spiegava molto bene il professor Martin, è stata una scelta politica intelligente e forte, questo io giudico, non perché risolva solo, tra virgolette, il tema immediato, evitando il tracollo definitivo e la scomparsa di fatto del patrimonio e delle azioni di queste due banche, ma perché, e voglio dire anche di più, nel senso che il Fondo Atlante, io credo proprio per le procedure messe in campo, è possibile che, diceva anche oggi i giornali, e concordo, l'avevo già detto qualche giorno fa, è possibile che non debba neanche intervenire, sarebbe un auspicio da parte di tutti, dobbiamo dire, no? Risparmiatori e no. Peraltro è una tutela che di fatto raffredda mercati aggressivi che si gettano sulla vittima nel momento in cui la fiducia che aveva portato alla scelta di quel determinato istituto finanziario non c'è più. Perché è evidente, e questo deve essere evidente e chiaro a tutti, che tanto più ci dimostriamo deboli, la finanza non è fatta solo di numeri, come si può credere, non è così, tanto più, lo sanno molto bene chi lavora con le borse, con le banche e quant'altro, tanto più l'aggressione esterna risulterà evidente, è naturale. Ma l'altro aspetto, e qui davvero mi taccio, è quello che diceva prima Fausto Bosa. Non mi pare sia la serata in cui andiamo a raccontare i meriti delle riforme, però una cosa me la lasciate dire, perché al di là di tutto probabilmente gli stessi fatti, insomma, che sono oggi sul giornale, che riguardano la Procura di Vicenza e che riguardano anche il tema della Banca Popolare di Vicenza, forse non sarebbero potuti accadere così tardivamente se ci fosse stata magari una magistratura, non dico d'assalto, ma certamente molto più celere. E è vero, c'è anche una riduzione della quantità di magistrati rispetto alla necessità, però noi abbiamo portato il primo livello di giudizio da 520 giorni a 370 giorni in 2 anni. Non siamo a livello europeo, non ci siamo ancora per niente, ed è una media che, come noto, fa 2 polli, 0 polli, fa un pollo a testa. Però ci sono state le come dire, indicazioni da parte del ministro Orlando per rimpolpare ulteriormente, diciamo, la magistratura veneta, ma al di là di questo va detto che l'accelerazione del procedurale dei giudizi dipende molto anche dall'efficienza che ciascuna procura è in grado di mettere in campo, e i risultati sono impressionanti se si vogliono leggere i numeri con chiarezza, proprio con obiettività, senza guardare né a nord né a sud. Quindi il sistema giuridico è uno dei pilastri del sistema paese ed è sicuramente, non a caso, un'attenzione enorme che si sta avendo rispetto a questo tema, così come rispetto a riforme che dovrebbero portare la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese
ad avere trasparenza e ad avere con trasparenza la capacità di essere garantiti e di sentirsi tutelati, imprese private e imprese non private, perché in questo caso qui con le banche si è applicato esattamente di questo. A volte si citano, no, i redditi dei politici, ma noi ricordo sempre che abbiamo pagato un amministratore delegato più di quello di Unicredit, nel silenzio generale e spesso con le relazioni, ovazioni perché c'erano a fine assemblea di Veneto Banca. E anzi si dichiarava la Banca d'Italia responsabile e malvagia perché osava mettere in discussione le scelte che stava operando Veneto Banca e andava a verificare con inchieste all'interno della banca senza che ne fosse, secondo la dirigenza dell'epoca, ragione. Poi abbiamo visto che le ragioni purtroppo non solo c'erano tutte, ma era preferibile che iniziasse un po' prima questo lavoro di verifica e di controllo. Quindi sicuramente vogliamo sapere da Marattini se c'è stato, per esempio, un deficit di vigilanza, se ci può essere stato, se ci può essere una responsabilità della BCE, se ci può essere una responsabilità della Consob, se ci può essere una responsabilità della Banca d'Italia. Insomma, questa sera siamo qui per parlare e chiarire in maniera quanto più possibile approfondita la situazione che il territorio ha vissuto, da che cosa è stata determinata e quale sia in ipotesi anche la prospettiva che ci attende. Quindi insomma il senso di questa serata, così come nel pomeriggio di oggi con i nostri sindaci, insomma, che mi pare sia stato soddisfacente, spero che ugualmente lo sia questa serata in cui parliamo di cose certamente difficili, ma proprio per questo dobbiamo parlarne in maniera assolutamente chiara. Grazie a tutti.